Pronto? Vanno ora in onda le avventure del tenente Drebbin. Più di un poliziotto. Più di qualsiasi cosa. Cosa? Più di qualsiasi cosa. Cosa? Più di qualsiasi cosa. Le avventure del tenente Drebbin. Pronto? Tenente Drebbin, squadra di polizia. E chi desidera? Cosa? Non ho capito. Guardia di polizia. Tenente Drebbin, squadra di polizia. E chi cerca? Devo parlarti. A me? Ma scusi, io non posso ricevere una persona che non conosco, scusi. Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. No, venga. Cosa? Venga, io non sono sola, C'è qualche connessione fra lei e l'istituto? Istituto? Quale istituto? Io non ho fatto niente. Io sono una povera cristiana. Io sono povera. Jane, mi stai facendo male. Come? Jane, mi stai facendo male. Io non ho fatto niente di cattiveria. È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto. No, che leggo! Io seguo la televisione, ma lei ha sbagliato numero qua, mi scusi. Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Ma scusi, ma ascolti, io non frequento nessuno, io sono nullatenente, io non faccio niente di male, io seguo la televisione, io non leggo. Io sento la televisione, ma lei forse ha sbagliato numero. Voglio farle alcune domande. Signore. Voglio farle alcune domande. E mi fate alcune domande, io non ho l'anima sporca, io ho la coscienza pulita. Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi. Mi sento calata dai nuvole. Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile. E Ma lei fa quello domani. che vuole, io chiamo i carabinieri perché mi conoscono a me. Che ci e fai? se lei mi minaccia, ma io chiamo il maresciallo. Io sono venuto qui solo per dirti quanto mi dispiace per quello che è successo stasera. Stasera? Ma quale stasera? Cosa? Ma che cosa sta dicendo? Mi dispiace quello che sta succedendo stasera, ma quale stasera? È vero, per questo ho addosso una bella canna. Come? Vado a chiudermi di corsa nel bagno. Guarda, io vado a chiamare ora la caserma dei carabinieri. Cosa? E vediamo chi è lei questa persona, questo individuo. Cosa? Sì, io chiamo ora il maresciallo della caserma. Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Ma guardi, ma lei arresta le persone che sono innocenti. Devo andare a Che non salvarlo. hanno da fare con la legge. D'accordo. Sarà per la prossima volta allora. Ma io oggi vado in caserma, io ci devo dire, mi hanno telefonato qua, mi vogliono mettere in carcere. Ma che io non ho letto niente. No, restiamo d'accordo per la cena. Ma guarda, se ne vada. D'accordo. Come andrà a finire non lo so. Il tenente Drebbin torna presto. Alla prossima puntata.